Cosenza è praticamente in 12. Arriva il giallo per Ba perché probabilmente non aveva ricevuto l'ok per entrare in campo. Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Anteprima Sport. Vi abbiamo mostrato proprio nell'interezza l'episodio che riguarda appunto il Cosenza Salernitana, il posticipo della nona giornata che si è giocata al San Vito Marulla, il cosiddetto caso Ba. Approfondiremo in questa prima parte proprio ciò che è accaduto. Vi abbiamo voluto mostrare proprio quello che abbiamo visto, insomma, chi ha potuto vedere la partita su DAZN oppure i nostri colleghi che erano allo stadio. Approfondiremo questo argomento in compagnia di un esperto, proprio l'ex arbitro Luca Marelli, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio Luca, grazie per essere intervenuto con noi. Le do del tu, ecco. Sì, ci mancherebbe. Buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio ad Alessandro Russo. Sì, buon pomeriggio ad Alessandro Russo di Gazzetta dello Sport, grazie per essere con noi Alessandro. Buon pomeriggio a voi. E buon pomeriggio anche in collegamento via Skype abbiamo Silvio Zizza, direttore sportivo in collegamento da Lamezia. Buon pomeriggio Silvio. Buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti. E buon pomeriggio all'avvocato Pierluigi Pulice, che è anche lui in collegamento via Skype. Buon pomeriggio. Allora, io inizierei, Alessandro, parlando proprio con un esperto come l'ex arbitro Luca Marelli, che ha parlato di questo episodio anche nel suo blog, perché forse è un episodio unico nel suo genere, vero? Sì, no, è un episodio unico e infatti lanciarsi in previsione su quello che potrà decidere il giudice sportivo è impossibile, perché non è un episodio che esista nella fattispecie specifica, nella casistica del regolamento, è qualcosa di unico, è stato sicuramente un pasticcio degli arbitri, un po' c'è anche della responsabilità del giocatore che non è uscito. L'unica società che oggettivamente non c'entra nulla in questa circostanza è la Salernitana, ma sappiamo che nel caso in cui dovesse essere riconosciuto un errore tecnico dell'arbitro è molto probabile che la partita venga ripetuta. Non lo so chiaramente che cosa succederà. Sicuramente ci sono stati tanti elementi che hanno contribuito a creare un discreto caos sia in campo che successivamente, perché a livello giuridico non è facilissimo districare la matassa. Ci sono precedenti situazioni, nel senso che non possono essere simili, perché l'evento si è verificato poiché è cambiata anche la procedura delle sostituzioni, ma paragonabili a questo caso che ha portato proprio alla ripetizione della gara? Magari No. dal minuto in cui è avvenuto, diciamo, questa confusione, ecco. No, in questi casi, nel caso in cui ci sia un errore tecnico da parte dell'arbitro o di chiunque altro, le partite vengono decise a tavolino, cioè con lo 0-3, oppure vengono ripetute dal primo minuto. La possibilità di giocare gli ultimi minuti di una partita si verifica solamente nel caso in cui la partita venga sospesa per motivi climatici o per altri motivi, ma non per una questione relativa a un errore tecnico. O 0-3 a tavolino, oppure omologazione del risultato, oppure ripetizione della partita. Precedenti non ce ne sono. In Serie A e Serie B non ne ricordo da quando ho memoria, perciò purtroppo da un bel po'. Diciamo una quarantina d'anni non ci sono episodi di partite ripetute. Ci sono stati episodi di partite decise a tavolino, vi ricorderete Atalanta-Napoli 0-2 nel campionato 89-90 e poco altro. L'anno scorso la Roma ha perso una partita a tavolino, il Sassuolo ha perso una partita a tavolino col Pescara, quest'anno la Roma ha perso una partita a tavolino col Verona, ma per motivi completamente differenti. In queste circostanze è tutto nuovo e perciò non farò una previsione, non ho mai fatto una previsione dal momento in cui ho cominciato a parlare di questa questione, ho semplicemente elencato gli episodi, i fatti che si sono succeduti.
Abbiamo visto anche attraverso il suo blog, c'è un video in cui mostrava proprio i 12 uomini in campo, cerchiati, chiedo anche alla regia di far vedere questa clip, ma è l'ammonizione del calciatore Abouba il nodo della questione. Il calciatore francese è stato ammonito pur avendo ricevuto l'ok ad entrare in campo sia dal quarto uomo che dall'arbitro? Allora, la sostituzione si perfeziona nel momento stesso in cui il giocatore entra sul terreno di gioco. Questo particolare, questo elemento della sostituzione però presuppone che il giocatore sostituito esca dal terreno di gioco. Sappiamo che da 1 anno e mezzo le sostituzioni, i giocatori sostituiti possono uscire non per forza da centrocampo, in mezzo alle panchine, ma da qualunque linea perimetrale. In questo caso, perciò, l'arbitro e il quarto ufficiale si devono assicurare, prima di far entrare in campo, sul terreno di gioco, il giocatore che sostituisce, devono accertarsi che il giocatore sostituito esca dal terreno di gioco. Evidentemente in questa circostanza non si sono accertati, c'è stato un po' di superficialità, ciò che ha portato il Cosenza a giocare per 24 secondi con un uomo in più, con 12 uomini invece che 11. Ma ripetiamo che il problema non è questo, il problema è l'ammonizione di Ba, perché la casistica riporta un episodio, una fattispecie secondo la quale deve essere ammonito il giocatore sostituito e che non è uscito oppure che è rientrato sul terreno di gioco senza autorizzazione dell'arbitro. Non è prevista l'ammonizione per il giocatore che sia entrato sul terreno di gioco con l'autorizzazione del quarto ufficiale e in questo caso dobbiamo presupporre che l'autorizzazione del quarto ufficiale ci sia stata perché altrimenti lo avrebbe trattenuto anche con la forza, dato che è una delle direttive che vengono impartite agli arbitri ogni stagione e ogni inizio partita, quella di non far mai entrare un giocatore prima che l'altro sia entrato e viene proprio indicato espressamente di tenerlo anche con un braccio posizionato davanti al corpo del giocatore che sostituisce. Luca, ci sono tante domande che anche i nostri telespettatori ci pongono proprio per questa questione. Io le faccio un'ultima in questo momento perché poi facciamo parlare anche gli ospiti. Probabilmente non sarebbe stato meno dannoso ammonire il calciatore Mirko Bruccini dopo la fuoriuscita dal campo per il ritardo con cui ha lasciato il terreno di gioco? Siamo sempre lì, probabilmente ci sarebbe stata meno confusione, sicuramente, non ci sarebbero stati neanche i presupposti per un ricorso, mentre invece con questa situazione un po' particolare ci sono elementi per il ricorso, più che altro perché se Ba non fosse stato ammonito 5 minuti dopo e il Cosenza non avesse perciò avuto un detrimento, una penalizzazione dalla prima ammonizione, non sarebbe scaduto nulla, semplicemente il Cosenza avrebbe preso una multa perché ha utilizzato uno slot in più. Ecco, quello sarebbe stato Abbiamo perso il collegamento, cerchiamo di ripristinarlo tra pochissimo. Alessandro, intanto insomma un episodio singolare, come diceva anche l'ex arbitro, che non si è mai verificato, però davvero che ha penalizzato magari il Cosenza, perché non solo i 5.000 euro di multa adesso sono stati inflitti alla società rossoblù, ma la gara è finita sub iudice, cioè adesso si dovrà proclamare, insomma, dovrà pronunciarsi un giudice per parlare di questo episodio, capire un attimino. Si è parlato anche di poteri forti, Alessandro, visto che l'avversaria era la Salernitana, magari il peso che ha Lotito in Lega, insomma una partita che secondo te potrebbe essere ripresa magari dal momento in cui è accaduto proprio questo episodio, cioè con la Salernitana in vantaggio 1-0. Abbiamo problemi con il microfono e nel frattempo che il nostro regista prova a ripristinare l'audio, vediamo un attimino di... Adesso posso? Adesso sì. Volevo dire, non ritengo di dovermi pronunciare perché non esiste una casistica, anche l'esperto è stato abbastanza chiaro nella possibilità divergente delle opinioni
è una situazione abbastanza, come si può dire, unica, particolare, anche perché io ero presente alla partita, c'è stata una fase d'attesa prolungata perché non si capiva bene, a un certo punto si è visto proprio ad occhio nudo che la presenza in campo dei giocatori del Cosenza era evidentemente in sovrannumero. Dopodiché però l'ammonizione di Ba va valutato se è secondo quello che sono le necessità del regolamento. Cosa succederà dopo? Adesso intanto la partita non è omologata e quindi c'è attesa negli ambienti del Cosenza e negli ambienti della Salernitana. È una casistica tutta da definire, per la quale c'è da attendere. È evidente che dal punto di vista del Cosenza, al di là della presenza di Bruccini per una trentina di secondi in campo, che potrebbe configurare un piccolissimo vantaggio, lo svantaggio c'è stato poi dopo, i fatti dicono che c'è stata una seconda ammonizione allo stesso giocatore ammonito e quindi che poi è stato espulso. La Salernitana dal suo punto di vista giustamente si dice tranquilla, bisogna vedere cosa ha scritto l'arbitro nel referto e cosa hanno scritto rispetto alla gestione da parte della terna arbitrale e anche del quarto uomo di questa sostituzione, dopodiché si vedrà a breve l'esito di questo ricorso del Cosenza. Allora, abbiamo ripristinato forse il collegamento con Luca Amarelli perché mi diceva infatti via messaggio che c'è un po' di tempo instabile lì al nord con la neve che è caduta copiosa dove si trova lei a Como, in provincia di Como. Sì, no, quindi, insomma... il problema è che sta nevicando ancora molto e purtroppo ogni tanto salta l'energia elettrica, non la connessione, salta proprio tutto, salta la luce. Vabbè. Va Abbiate bene. pazienza. Allora ne approfittiamo per farle anche qualche altra domanda, perché il giudice sportivo ha sanzionato il Cosenza. Se è vero che la formazione rossoblu ha chiesto di effettuare un triplice cambio sfruttando proprio uno degli slot consentiti, nel referto evidentemente si racconta altro secondo lei? No, allora dobbiamo fare un po' di ordine, nel senso che quello che il giudice sportivo ha deciso martedì è basato solo e unicamente sul rapporto di gara, perché di fatto il giudice sportivo non conosce il ricorso, non conosceva il ricorso del Cosenza, perché il ricorso del Cosenza è stato solo preannunciato. Il merito del ricorso è stato illustrato mercoledì, nel momento in cui è stato depositato il ricorso. Perciò sulla base di quello che hanno scritto gli arbitri, semplicemente il giudice si è basato su quello, tant'è vero che anche il giocatore Ba è stato squalificato per una giornata, ma se dovesse essere ripetuta la partita, ovviamente la partita verrebbe invalidata e rimarrebbe solo l'ammonizione per il secondo cartellino, perché si tratta di un fallo per imprudenza che non viene annullato in queste circostanze, però la prima ammonizione verrebbe annullata di fatto e il giocatore non sarebbe squalificato, ed è il motivo per cui probabilmente si discuterà oggi stesso del ricorso in via di urgenza. Sinceramente non so cosa decideranno, non ho la minima idea, però dobbiamo considerare che le decisioni del giudice sportivo sono completamente slegate da quello che potrà accadere, perché ripeto, quelle erano sanzioni dovute, semplicemente perché era ovvio che sul rapporto di gara fosse indicato solo e esclusivamente quello che è effettivamente successo in campo. Ma probabilmente la soluzione, come le dicevo prima, non è contemplata, ma non sarebbe opportuno consentire di riprendere la gara dal momento in cui è avvenuto l'errore? È evidente che la situazione che si è venuta a creare ha condizionato l'andamento della partita, costringendo il Cosenza a giocare in inferiorità numerica nella fase finale proprio dell'incontro. No, in questo caso non è previsto di giocare gli ultimi minuti. Gli ultimi minuti possono essere giocati solo e esclusivamente per partite sospese per motivi atmosferici o per altri motivi. In casi di questo genere o viene omologato il risultato del campo o viene assegnato lo 0-3 a tavolino o si ripete la partita dal primo minuto. Non ci sono altre soluzioni. Luca, mi chiede un nostro telespettatore, se le sostituzioni avvenissero come in passato, cioè il calciatore uscisse dal campo all'altezza delle panchine come era una volta, non dalla linea di campo più vicina, questi errori non si potrebbero verificare perché all'uscita dell'uno entrerebbe l'altro. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Si potrebbe ripristinare questa cosa.
Non credo che la ripristineranno, però è un'innovazione che non mi ha trovato d'accordo perché sostanzialmente si guadagnano pochissimi secondi, si rischia semplicemente di creare molta più confusione come è successo a Cosenza domenica. Alessandro, vuoi porre tu una domanda all'ex arbitro? No, sicuramente funzionato, chiaramente sì, una domanda perché è una che noi abbiamo fatto un servizio anche come Gazzetta dello Sport. Scusate ma non sento niente io, Vediamo se possono ripristinare un attimo solo. Alessandro, vediamo se ti senti. Lo senti adesso? Mi sente? No, no. No, niente. Lo sento adesso sì, pochissimo ma la sento. No, sicuramente la tecnologia non ci aiuta, Alessandro. Però forse è un problema che riguarda magari il microfono che stanno cercando di sostituire i nostri colleghi. Intanto volevo fare intervenire, o vediamo un attimo se Luca Acchito, il nostro regista che è venuto prontamente ad aiutarci in questa situazione un po' di pericolo, vediamo un attimino se riusciamo a sentire Alessandro. Adesso mi sente? Oh, adesso sì, la sento perfettamente. Adesso mi sente. No, è chiaro che, come ha illustrato lei, la situazione è abbastanza chiara, ma allo stesso tempo è abbastanza senza via d'uscita. Se uno la guarda dal punto di vista della Salernitana sembra una cosa scontata, se uno la guarda dal punto di vista del Cosenza ne sembra un'altra. Gli arbitri e la terna arbitrale potrebbero aver scritto o determinato un assetto al referto, credo che possa essere anche una via d'uscita per il giudice sportivo. Quindi è decisivo quello che è stato scritto sul referto, sì o no? Bisognerebbe leggere il referto, cioè noi stiamo parlando praticamente al buio, Sì, perché al buio, noi non conosciamo il Però contenuto l'osservazione che del rapporto faceva di prima la conduttrice mi sembra Sì. pertinente. Allora, il referto, allora, il ricorso del Cosenza sicuramente noi non lo conosciamo, però il referto in qualche modo forse sì, nel senso che se il Cosenza è stato multato per l'utilizzo di uno slot in più, vuol dire che la terna arbitrale ha considerato irregolare la condotta del Cosenza. No, in realtà loro hanno semplicemente scritto a livello di vabbè, insomma, a livello di cronaca quello che è successo, perché effettivamente, per quanto possa essere un errore dovuto alla loro negligenza, in ogni caso è vero che il quarto cambio si è concretizzato un minuto dopo gli altri due. Non hanno scritto il falso, semplicemente ha scritto quello che effettivamente è successo, senza negare il fatto che c'è stata una sostituzione successivamente. Cioè sarebbe stato grave, molto grave, se gli arbitri avessero scritto che la sostituzione di Bai è avvenuta allo stesso momento di quelle precedenti, perché quello sì sarebbe stato un falso. Invece loro hanno scritto esattamente quello che è successo, che la quarta sostituzione, quella di Bai, si è concretizzata nel momento in cui Bruccini è uscito. Cioè dal punto di vista della cronaca... E allora perché è stato sanzionato Ba? E quello è il problema. Secondo me è quello il problema, perché non c'è... è proprio quello che non... è proprio quello In virtù di questo provvedimento, le chiedo, in virtù di questo provvedimento del giudice sportivo, diventa ancora un po' anomala la sanzione a Ba oppure è ordinaria? No, quello è ordinario, perché sulla base del rapporto di gara il giudice semplicemente ha applicato le tabelle. È una tabella, cioè se un giocatore viene ammonito 2 volte viene squalificato per una giornata. Non poteva fare altro perché dal rapporto di gara non emerge il motivo di doglianza del Cosenza. Il motivo di doglianza il giudice magari lo conosceva già, ma ufficialmente l'ha potuto conoscere solo mercoledì, nel giorno in cui è stato depositato il ricorso. Perciò le decisioni che sono state assunte dal giudice sportivo sono sulla base solo esclusivamente del rapporto, come se il preannuncio di reclamo non esistesse, ma è giusto che sia così. Tanto è vero che la parte che non poteva essere omologata, cioè il risultato, è stato prontamente bloccato, non omologato, proprio perché il preannuncio di reclamo blocca l'omologazione del risultato. Una volta che il risultato viene omologato, tutto quello che è accaduto non può essere più modificato. Se invece non viene omologato il risultato, tutto ciò che è stato deciso può essere revocato. Secondo un'indiscrezione che è riportata su Cosenza Channel del collega Antonio Clausi, che saluto perché so che sicuramente ci sta seguendo, il ricorso è stato presentato dall'avvocato del Cosenza Cesare Di Cintio e in pratica ha richiesto il referto, non solo il referto arbitrale ma anche i foglietti consegnati al quarto ufficiale di gara, dove a suo avviso si evince con chiarezza proprio la contemporaneità dei 3 cambi.
Sì, Questo è in Cesare lo materia conosco per avvocati, certo. Infatti io sono anche avvocato, oltre a essere un ex Un ex arbitro. e arbitro. quindi No, no, Cesare e io siamo colleghi da 20 anni, non soltanto in campo legale, ma anche in campo arbitrale, perché eravamo assieme in Serie C. Questa dei foglietti è insomma, è una richiesta sicuramente sensata, intelligente, ma c'è un ma. Il foglietto che viene consegnato dal dirigente accompagnatore, compilato dal dirigente accompagnatore della squadra, deve riportare il numero del giocatore che esce, il numero del giocatore che subentra e il minuto. Però c'è un però. Non è un documento ufficiale, nel senso che non viene allegato né al rapporto che viene inviato via fax alla fine della partita e nemmeno allegato al rapporto di gara che viene spedito al giudice sportivo. Cioè semplicemente sono dei foglietti piccolini, grossi così più o meno, facciamo 15 cm per 10, che vengono utilizzati dall'arbitro nello spogliatoio per annotare le sostituzioni, poi solitamente vengono buttati. Io per esempio, che ho mantenuto, ho conservato tutti i miei rapporti di gara, non ho neanche uno di quei fogliettini. Bisogna vedere se magari alla fine della partita sono stati recuperati in qualche maniera, magari dal cestino, però è difficile. Sull'articolo della Gazzetta dello Sport in questione, firmato da Nicola Binda, parla di un precedente che però non è relativo a un'ammonizione, però racconta Nicola con dovizia di particolari. Nel 1985 il Lecce per qualche istante giocò un uomo in più con l'Atalanta, che in primo grado ebbe partita vinta, ma poi la Corte d'Appello ribaltò tutto ritenendo ai fini dei risultati ininfluente quei pochi istanti. Adesso però mi sa che il casus belli e Ba non è più il 12° uomo del Cosenza. Luca ci risponde tra un attimo perché siamo tassativi, dobbiamo mandare la pubblicità, ne parliamo tra pochissimo, proprio qualche minuto. Seconda parte di Anteprima Sport, io ovviamente chiedo un po' di pazienza anche agli altri due ospiti che farò parlare tra pochissimo, perché Alessandro Russo proprio nel finire della prima parte ha posto una domanda a Luca Marelli, che vediamo che cosa ci risponde. Me la ricordate la domanda, Marelli? No, intanto abbiamo un argomento in più, perché ci siamo informati con una fonte qualificata e il giocatore Ba in prima battuta non parte per Vicenza per la partita che gioca Cosenza domenica, in attesa del ricorso che pare venga discusso domani pomeriggio e che quindi magari si riaggrega. Chiaramente, ovviamente il Cosenza aspetta, quindi forse si evita il doppio problema. La domanda era questa ritorno, perché adesso vorrei sapere più questo. Quindi lei ha detto che l'ammonizione di Ba non è da regolamento, sì o no? La prima ammonizione. È proprio questo l'argomento. L'argomento è che si tratta di una fattispecie che non è prevista da regolamento. Di che cosa è colpevole Ba per essere ammonito? Questo è il problema. Cioè, se lo sapessi vi darei la risposta sul ricorso, ma non lo so. E questo è il problema. Bisogna vedere come giudica il giudice sportivo, come giudica quell'ammonizione. Se la ritiene corretta per il fatto che è un comportamento antisportivo perché è entrato in campo senza autorizzazione, oppure è un'ammonizione sbagliata, e allora tutto il ricorso, tutta l'impalcatura del ricorso ha una struttura che è credibile. Ma se vi rispondessi vi darei la risposta del giudice sportivo, ma sinceramente sarei un pazzo in questo momento a darvi una mia idea su come andrà a finire, perché farei una previsione, a me gli oroscopi non è che mi facciano impazzire onestamente, non lo so, non so come verrà giudicato. È tutto lì, tutto il ricorso verte su questo punto: che cos'è quella munizione. Se quella munizione è corretta, il problema non si pone. Se quella munizione viene giudicata non corretta sulla base del regolamento corrente, allora tutto è in piedi, tutto può succedere. Però al Cosenza si potrebbe, come dicevamo prima, unire al danno la beffa, perché potrebbe perdere ingiustamente Ba e quindi non averlo a disposizione a Vicenza, quindi insomma un'ulteriore penalizzazione per i rossoblù. Non dipende da me. No, lo so, benissimo. Purtroppo lo so che non dipende da lei. Se no magari il regolamento verrebbe, come si dice? Guardate, ecco, su questo del regolamento, a me piace utilizzare una sorta di esempio. Se un domani decidessi di scrivere un libro con tutte le possibilità di ciò che potrebbe accadere in campo, scriverei un libro di 10.000 pagine e mancherebbero 2.000.
Se poi l'anno dopo decidessi di aggiornarlo, scriverei un libro di 15.000 pagine e ne mancherebbero sempre 2.000, perché è impossibile prevedere tutto ciò che può accadere in campo, sul terreno di gioco. Cioè, per esempio, i falli di mano possono sembrare tutti uguali, non ce n'è uno uguale all'altro. Non è possibile classificare un tocco di mano, un fallo di mano come sempre regolare o sempre irregolare, perché c'è sempre qualche particolare differente, ogni episodio va visto a sé. E lo stesso vale per situazioni di questo genere. È più difficile che ci siano fattispecie particolari, però può succedere. In questo caso è l'interpretazione del giudice che deve essere base della giurisprudenza futura. È un po' come nel diritto civile. Il diritto penale è un altro ambito, ma nel diritto civile non tutto ciò che succede nel mondo che viviamo è indicato, è espresso, è definito. Molto spesso si va per simulazione. Il giudice, non per simulazione, per paragoni con figure che esistono nel codice civile. Nel codice penale, chiaramente, se un reato non è previsto come punibile, è chiaro, come un fatto non è considerato come reato, è ovvio che non può essere considerato tale, ma nel civile è così. E lo stesso vale per il giudice sportivo. Ci sono milioni di fattispecie che possono capitare su un terreno di gioco, non tutto può essere previsto. Perciò bisogna semplicemente attendere il giudice sportivo e capire quale sarà la linea giurisprudenziale che nel futuro verrà attuata. C'è una domanda che ci fa il nostro telespettatore all'avvocato Marelli su quanto recita appunto... Sì. Posso fare una domanda? Sì, certo Silvio, inizia tu. Scusami che fino adesso ti abbiamo tenuto in stand-by, ecco. No, sono in umile attesa, ci mancherebbe poi per l'argomento così importante che sto ascoltando con molta attenzione. No, volevo fare una domanda, vabbè, intanto saluto tutti, gli ospiti, in particolare Alessandro e l'avvocato Burice. In ogni caso volevo fare una domanda all'ex arbitro Marelli, dicendo, a proposito di poteri forti, quali parlavi tu prima, no? Salernitana, eccetera, eccetera, visto che purtroppo le cronache, non soltanto del calcio, ci hanno fatto e ci fanno vedere poi situazioni che non vorremmo mai vedere, sempre, come dire, dando da uomini di calcio, creendo sempre nella buona fede degli arbitri, della Lega, della federazione, di tutto. Però faccio questa domanda: è possibile che in una sorta di prova TV al contrario c'è il rischio da parte degli organi competenti di una, come dire, non squalifica di ba e tutto resta come prima, perché sarebbe oltre al danno alla beffa? Allora, io non ho mai parlato di poteri forti. No, non lei. Luca, Parlavo... purtroppo i nostri telespettatori, insomma, che seguono la trasmissione, insomma, hanno parlato loro di poteri forti all'inizio, quindi io nella domanda bene, per carità, ognuno è libero di esprimersi e si prende responsabilità di quello che dice. Io non ho mai parlato di poteri forti, tengo a specificarlo. Certo. Per quanto riguarda la prova TV non può essere acquisita, perché non rientra nelle fattispecie per le quali è prevista la prova televisiva. Perciò varranno semplicemente gli atti ufficiali, cioè il referto, il ricorso, la spiegazione, i fatti, non ci saranno neanche testimonianze, è tutto in mano all'interpretazione del giudice. Non possiamo dire niente. Guardate, ve lo ripeto, è impossibile per chiunque prevedere che cosa deciderà il giudice sportivo, perché è un fatto unico, non è successo mai prima e questa decisione farà giurisprudenza. Cioè, discutere su quello che potrà succedere, secondo me, non ha molto senso. Dobbiamo semplicemente aspettare. Già un fatto positivo c'è. Il fatto positivo è che in via di urgenza e in via totalmente eccezionale non si discute l'appello, il ricorso nella settimana successiva, ma si discute subito. Se vi ricordate, anche per Juventus-Napoli, il ricorso è stato discusso 10 giorni dopo. Il giudice sportivo si è espresso 10 giorni dopo, mentre invece per Cosenza Salernitana si esprimerà domani, 6 giorni dopo e prima della successiva giornata di campionato, ciò che non era accaduto per Juventus-Napoli, perché è un caso molto particolare e chiaramente c'è anche la possibilità
che la Cosenza possa essere ulteriormente penalizzato non potendo schierare Ba a Vicenza. Perciò questo possiamo dire, che sicuramente anche il giudice sportivo ha colto l'importanza di questa fattispecie e ha deciso di anticipare il proprio giudizio. Questo possiamo dirlo. Su tutto il resto facciamo veramente ipotesi e io proprio per mia indole non mi baso mai su ipotesi. Avvocato Pulice, buon pomeriggio, scusi per l'attesa. Vuole intervenire lei? Vuole porre una domanda all'avvocato Marelli? Sì, volevo chiedere se potrebbe essere determinante un supplemento al rapporto di gara. Sì, assolutamente sì. Il supplemento di gara probabilmente è già stato chiesto. Tantissime le domande che ci arrivano, ovviamente io la ringrazio per essere stato con noi e per aver discusso insieme a noi, insomma, di un argomento unico nel suo genere, singolare. Grazie mille Avvocato Luca Marelli, grazie anche per la disponibilità nonostante insomma, si trovi in una situazione meteorologica un po' così ambigua, ecco, possiamo dire così. No, beh, la neve è bellissima. Però la neve è bellissima, sì. Qualche disagio lo crea, purtroppo. Grazie mille, grazie, ovviamente la seguiremo sul suo blog, grazie ancora per essere intervenuto con noi. Andiamo avanti Alessandro, parlando appunto di Serie B, andiamo a vedere innanzitutto la classifica per quanto riguarda la Serie B, anche se come dicevamo potrebbe cambiare da qui a un'ora, a 24 ore, insomma vediamo un attimo cosa deciderà il giudice. Andiamo a vederla insieme questa classifica di Serie B, parleremo anche del prossimo avversario dei Lupi, c'è la Salernitana adesso, reduce ovviamente dalla vittoria con il Cosenza in testa solitaria a 20 punti, il Lecce, l'Empoli con la Spal a 18, Venezia a 17, Frosinone 16, Cittadella 14 insieme al Chievo e al Monza, Pordenone a 12, Brescia 9, Vicenza, Reggiana e Cosenza a 8 punti, Pisa e Reggina a 7, a 5 Ascoli ed Entella e poi chiudono Cremonese e Pescara. Vediamo anche il prossimo turno per quanto riguarda la Serie B, c'è questa gara che il Cosenza affronterà domenica sera anzi alle 21 a Vicenza Cosenza, poi ci saranno Ascoli Pescara, Cremonese Entella, Frosinone Chievo, Lecce Venezia, Pordenone Empoli, Reggiana Monza, Reggina Brescia, Salernitana Cittadella e Spal Pisa. Un Cosenza che fuori casa a Frosinone aveva conquistato questa tanto sperata vittoria e poi insomma c'è stato questo episodio in casa con la Salernitana. Nel framezzo possiamo dire la bella prova nella Coppa Italia contro il Parma, insomma è un Cosenza in crescita. Sono tante le domande che mi fanno, partiamo da qui e poi ti porrò quello che mi chiedono i nostri telespettatori. Ma intanto il Cosenza che sia in crescita è un auspicio e anche un dato di fatto, anche se c'è da dire che il Cosenza proprio per statuto, per costruzione di squadra è più portato ad appoggiarsi sulla manovra avversaria e quindi con delle velocissime ripartenze fare male soprattutto nelle gare esterne, lo si vede, oppure quando il Cosenza è chiamato a queste azioni mors tua vita mea, agli ultimi 10 minuti delle partite tira fuori l'anima, la verve agonistica dei suoi giovani come Cone, come Ballulì, che hanno una gamba eccellente e allora con la forza tecnica da una parte di Carrette e di Baez all'altra si crea qualche situazione molto positiva nel fronte d'attacco e arriva ad un passo dal gol, questo sconosciuto, perché poi alla fine dei conti il Cosenza un problema di essere un po' asfittico sotto porta lo ha, magari è un episodio, magari il Cosenza gioca perché vadano al gol tutti, magari il fromboliere ancora non è stato individuato, magari manca ad occhio nudo sia un tipo come Rivière o come Asensio a questa squadra, che sarebbe tutt'altra squadra, ma questo fa parte dell'amarcord del Cosenza. C'è da dire che segnatamente in alcuni match, per esempio a Parma, gli errori difensivi sono stati veramente palesi ed il Cosenza questa cosa non se la può consentire, benché mai contro una squadra di Serie A. Devo dire che il calendario del Cosenza per l'obiettivo dei Lupi è stato fino adesso il peggiore calendario possibile, tutte le migliori squadre ha affrontato il Cosenza e se l'è cavata benino, più o meno
8 punti ne poteva avere 9, 10, ne poteva avere 6. E diciamo che il Cosenza si è messo lì e attende. È una squadra, secondo me, che come ogni anno verrà puntellata a gennaio e diventerà una squadra competitiva per la salvezza. Mi chiedono un giudizio per gli attaccanti, Alessandro, un tuo giudizio, Sacco, Petre, Borrelli e Iozzi, e se è il caso a gennaio prendere una nuova punta? Prendere un'altra punta con tutti questi attaccanti diventa che poi sembra un ingorgo all'ora di punta. Tra le altre cose siamo in regime di organizzazione anti-Covid e noi ingorghi non se ne possono fare. A parte le battute, è evidente che il giudizio sono giocatori completamente differenti. Borrelli è un giovane di belle speranze, ventenne, è un giocatore forte fisicamente, che chiaramente non gli si può chiedere quello che gli è stato chiesto nella partita del primo tempo con il Brescia. Non ce lo vedo a fare avanti e indietro, è un giocatore che deve stare lì, Anche Haaland, il giocatore del Borussia Dortmund, che è un giocatore, un Marcantonio, si svaria ma gioca in un'altra maniera. Sono giocatori che devono stare, secondo me, più nella zona di sottoporta. Per quanto riguarda Saciò, è un giocatore che è entrato bene, sta progredendo, si vede che ha strappo, tecnica, è un giocatore molto valido, un giocatore che sicuramente sarà molto utile per il Cosenza. Per quanto riguarda Petre, discreto tecnicamente, molto lento in queste prime uscite, e questo non giova in un campionato di Serie B. Magari ci smentirà, anche perché poi i giocatori più giocano più prendono gamba. Poi Gliozzi è il giocatore sul quale il Cosenza è il classico outsider, sul quale il Cosenza punta, perché il Cosenza ha puntato Gliozzi e lo ha voluto, lo ha cercato e lo ha preso, anche contro una buona concorrenza che era quella del Chievo, c'era anche la Salernitana su Gliozzi, c'erano altre squadre. Alla fine il Cosenza l'ha spuntata anche con il sostegno, l'affettuosità, la concordia del Monza, e con la decisione del giocatore che ha voluto con ogni forza giocare a Cosenza. È un classico outsider che può esplodere, e ancora ha fatto vedere secondo me poco delle sue buone caratteristiche. E secondo te qual è il reparto, mi chiedono anche questo, che ha bisogno a gennaio di essere migliorato? Ma sicuramente la difesa, non c'è dubbio alcuno che in difesa serve un giocatore d'esperienza, un giocatore forte che possa guidare la difesa, non perché i giocatori che abbiamo adesso non siano di livello, ma perché hanno bisogno, secondo me, di uno che guidi questa difesa, un giocatore d'esperienza che dia la tranquillità alla squadra. È stato azzeccato il portiere, se mettiamo lì un bel difensore centrale, non voglio fare il tecnico, però mi sembra palese che abbia bisogno. E poi, se il Cosenza continua a masticare problemi di gol, bisognerà fare più, meno, più, e trovare un goleador importante che possa togliere il Cosenza d'impiccio. Poi ci sono i tecnici, c'è Trinchera, c'è Occhiuzzi, che sanno bene, sanno come lavorare e troveranno le soluzioni. Io la stessa domanda la pongo sia a Silvio che a Pierluigi, che sono in collegamento, proprio su un loro giudizio sulle ultime gare del Cosenza, e soprattutto se secondo voi il reparto della difesa è quello che c'è più bisogno di rinforzarlo. Ecco. Iniziamo da Silvio. Ma allora, guarda, io ripeto quello che ho detto in altre situazioni, che senza fare i conti in tasca a nessuno e alla società me ne guarderei bene, però guardando un po' tutta la Serie B e anche quella di quest'anno soprattutto, mi viene da mordermi il labbro pensando a 3 giocatori importanti del Cosenza che ha avuto, parlo di Dermagu, di Palmiero e di Tutino, che messi in campo anche quest'anno con questa squadra avrebbero sicuramente messo il Cosenza lì dove adesso c'è Lecce. Non ho la controprova, ma è una mia idea, la Salernitana, l'Empoli, eccetera, perché comunque io ho visto un Cosenza quest'anno, sto vedendo un Cosenza, anche se non dal vivo per i noti motivi che sappiamo tutti, ma ben messi in campo da un giovane bravo allenatore e dal suo staff, aggredisce gli avversari continuamente in ogni zona del campo, soprattutto quando ripartono dalla propria area di rigore, con la SPAL, con Lecce, con la Frosinone, sbancando lo Stirpe, con la Salernitana,
il Cosenza ha sempre giocato alla pari con queste squadre, non avendo la bontà degli organici di queste squadre. Quindi ecco perché dico che secondo me quel quid in più manca, quel sacrificio in più magari da solo Guarascio non è riuscito a fare, con l'aiuto di qualcun altro lo si poteva fare e questo mi duole perché porca miseria, poi no, sempre noi, non voglio fare adesso il calabrese, no, che si lamenta sempre, però porca miseria, ci potevano essere quest'anno anche le potenzialità per poter primeggiare. Attenzione, ancora la classifica è cortissima, quindi è vero che il Cosenza deve stare attento a guardarsi dietro, perché ora vengono le partite più difficili secondo me, cioè quelle con le dirette concorrenti, iniziando da Vicenza, ma è anche vero che non è distantissima la zona playoff. Quindi peccato che siamo sempre lì come dire, a dire se, chissà, se ci fosse stato quello, quell'altro. In ogni caso, dicevi della difesa, la difesa in qualche modo sta reggendo bene, insieme anche a un buon centrocampo. Certo, manca, secondo me, non me ne vogliono gli attaccanti, ma se non c'è quello che te la butta dentro, parlo di Coda per esempio, e ti fa almeno 10 gol in campionato, rischi poi di giocartela sempre per lì nella zona o giù di lì dei play-out, insomma. Però spero di no, insomma. Ecco. C'è questa sfida, Pierluigi Pulice, che in pratica incombe col Cosenza che giocherà contro il Vicenza che nel recupero è riuscito a pareggiare proprio con una squadra d'alta classifica, almeno per i nomi in cui, insomma, dei calciatori che fanno parte della rosa, Vicenza che ha pareggiato proprio nel recupero di questa settimana. Ecco. Sì, sarà sicuramente una partita difficile, però non è impossibile. Se il Cosenza gioca come sa, secondo me può fare risultato. E mentre secondo te qual è il reparto che insomma, andrebbe rinforzato? La difesa, come diceva Alessandro prima? Sicuramente manca un uomo d'esperienza in difesa, però almeno fino a gennaio bisogna far fronte con Giochesi e Rosa, e non credo che questi calciatori siano da disdegnare. Ecco. Come giudichi il Cosenza che hai visto all'azione fino adesso? Come scusa? Come giudichi proprio le prestazioni del Cosenza fino adesso in campionato? Le prestazioni sono state altalenanti, però tutto sommato sono state sufficienti, o comunque più che sufficienti. Andiamo a vedere invece adesso, andiamo a sentire più che altro le parole di un difensore che è diventato una pedina inamovibile proprio nello scacchiere di mister Occhiuzzi, Andrea Tiritiello, e poi, no, mi dicono che ci dobbiamo fermare per la pubblicità, lo sentiremo subito dopo. Terza e ultima parte di Anteprima Sport, ci eravamo lasciati proprio sui titoli di coda, proprio con l'intervista a Andrea Tiritiello, andiamo ad ascoltare insieme. Per prima cosa ho sentito tante volte che questa voce, no? della mia presunta partenza in estate, però in realtà già da tempo parlando con il direttore, col mister, mi avevano comunque sia fatto capire che facevo parte del progetto, diciamo. Comunque, a parte questo, devo dire che stiamo facendo un percorso di crescita di squadra e anche individualmente mi sento di far parte di questo percorso, quindi più la squadra cresce, più anche personalmente noi giocatori cresciamo dal punto di vista individuale, e naturalmente se si fa un bel lavoro si ottiene anche dei risultati migliori. Il ruolo che mi piace fare di più è giocare. No, a parte scherzi, ho fatto il centrale, ho fatto il centro-sinistra e il centro-destra. In questo momento penso che preferisco fare il centro-destra, visto che mi dà magari più sicurezze, però mi sono trovato molto bene anche da centrale in passato e anche da centro-sinistra. In realtà ho quest'anno e un altro anno di contratto, quindi
sì, magari spero di poter rinnovare, però in realtà ho 2 anni di contratto. Sarà una partita molto, molto difficile, una squadra importante, una squadra tosta che si difende bene, riparte bene. Noi dobbiamo pensare sinceramente a noi stessi, perché già abbiamo dimostrato in passato che se pensiamo a noi stessi possiamo vincere le partite, possiamo fare bene. Quindi ci concentriamo, conosciamo loro, sappiamo i loro punti di forza, ma ci concentriamo su noi stessi. Ecco. No, più che peso direi sento il piacere e l'onore di indossare la maglia, un po' naturalmente la responsabilità, ma questo è una cosa che non è un peso, è più un piacere, ecco, è più un piacere e uno stimolo. A livello personale l'obiettivo che mi sono prefissato è quello di diciamo di acquisire sempre più fiducia per raggiungere un livello alto. Ecco, io non mi do limiti e naturalmente la mia crescita è molto importante, va di pari passo con la crescita della squadra. Naturalmente ci sono tanti obiettivi, no, che ti crei a livelli di squadra. Mi hai fatto anche la domanda a livello di gruppo. Naturalmente dobbiamo raggiungere un obiettivo alla volta. Sappiamo tutti che il primo obiettivo da raggiungere è la salvezza il prima possibile, però possiamo pensare di sognare e di lottare anche per qualcos'altro, ecco, di qualcosa di più ambizioso. Ci siamo concentrati un po' forse troppo, Alessandro, sulla prima parte, parlando ovviamente di questo episodio, però era particolare, era unico nel suo genere, quindi dovevamo discuterne. Insomma, sono tantissime le domande che ci arrivano, io qualcuna te la posso porre. Sì, prego. Chiedono, non manca anche un centrocampista oltre alla fase difensiva? Io prima ho lasciato Monca la considerazione sul centrocampo proprio perché, non perché volessi fare un assist a chi segue e quindi fa feedback da casa, è perché il Cosenza sta aspettando il suo giocatore principe al centrocampo, che è Davide Petrucci. Cioè, il Cosenza sta giocando senza il giocatore che è stato preso per fare la differenza. Questo Davide Petrucci, che ha un lungo trascorso in Inghilterra, è un giocatore forte tecnicamente, è quello che al Cosenza serve in questo momento. Quindi il Cosenza non sta giocando con dei ragazzi straordinari e con questo Petrucci che adesso deve entrare, quindi c'è l'uomo in più. Volevo precisare, avendo sentito parlare con grande umiltà di Ritiello, che chiaramente quando io dico che la difesa va rafforzata, non perché non ci sia stima per il gruppo storico del Cosenza, certo, per Idda, per Legittimo, è veramente uno che gioca fino all'ultimo secondo in più ruoli, è perché secondo me loro hanno bisogno di un altro giocatore in più che possa fare collante e che possa renderli ancora meglio di quello che fanno. Poi mi chiedono, gli arbitri pugliesi e abruzzesi ci massacrano per quanto riguarda Vicenza, spero di sbagliarmi, ma domenica secondo questo nostro telespettatore ci sarà un rigore contro. Sono stato tante volte a Vicenza e mi ricordo sempre rigori contro. Silvio, tu cosa ne pensi di questa affermazione? Non credo che sia una questione di campanilismo, ecco, se l'arbitro magari può sbagliare, è sempre un uomo, vero? Se il tuo telespettatore è un mago, allora alzo le mani, però non penso insomma, che pronti via già si parte con un rigore contro. Io penso invece che sicuramente manca qualcosa al Cosenza, però come diceva anche Alessandro Russo, però è anche vero che è sempre un buon organico quello disegnato dal direttore Trinchera di concerto con il mister Occhiuzzi e il suo staff. E, come dicevo prima, con qualcosina in più, magari già da quest'estate, si poteva avere un Cosenza già più in alto di dove è adesso. Però, ripeto, a me fa ben sperare perché l'ho visto sempre giocare alla pari, cioè ha sempre messo in difficoltà tutte le squadre, anche le più attrezzate. Anche con la Salernitana, se andiamo a vedere... a questo, diciamo, parte il discorso che è successo con Ba. Non vi scordate, per esempio, che poi gli episodi sono importanti, fanno il calcio, insomma, no? Quel gol clamoroso di Balolì
è 1-1, lì la partita finisce in pareggio, cioè, e magari poi era la Salernitana a fare ricorso, perché lì insomma, con una palla di Petre, se non vado errato, un bel passaggio a un'imbucata di Petre su Balolì, che, come dire, non è che ha sbagliato, è stato sfortunato, ha sfiorato la traversa, insomma. Quindi io, ripeto, a me mi sta piacendo molto questa Cosenza, Targato, Chiuzzi, Trinchera, e perché è una squadra che non molla mai, è una squadra che magari ha qualche passo a vuoto, diciamo così, passaggio a vuoto durante la gara, ma non muore mai, cioè sempre lì, non va mai sotto, cioè sempre cerca di recuperare, devi stare attento fino all'ultimo con Cosenza. Se io fossi un avversario sarei molto, molto attento, cioè per dire, anche con l'uomo in più della Salernitana, io guardando la partita non mi sembrava che la Salernitana avesse un nome in più, perché il Cosenza riusciva comunque a coprire gli spazi anche in 10, insomma. Quindi sono convinto, cioè io non mi meraviglierei se il Cosenza venisse via da Vicenza facendo naturalmente gli scongiuri con un bel risultato. Scrivono anche Zizza è molto competente, questi sono i nostri telespettatori che Mio cugino. ovviamente ci mandano messaggi, complimenti per voi, per tutti gli ospiti. Ad Alessandro invece la domanda gliela pongo io adesso, perché la settimana scorsa abbiamo avuto ospite l'allenatore, mister Gagliardi, Franco Gagliardi, sì, che diceva proprio, ha mandato un messaggio al presidente dicendo, parlando di rinnovi, che secondo lui proprio il rinnovo che deve fare nell'immediatezza è quello con il direttore sportivo Trinchera. Sei di questo parere anche tu? Anche perché lui dice lo deve fare prima di gennaio, prima che insomma magari Trinchera possa prendere accordi anche con altri. Diciamo che conoscendo il presidente Guarascio ormai, che non è proprio nuovo alle nostre abitudini, alle sue dinamiche, questa tattica che ha il presidente, che poi alla fine dei conti bisogna riconoscersi, in un certo senso è stata sempre, ha avuto sempre dei risultati positivi, certo, e rispetto ad alcuni tesserati è un po' attendista, nel senso che ha i suoi tempi, diciamo che è andata bene alcune volte, direi anche benissimo, altre volte per esempio Meluso è andato via in questa dinamica qua, e Meluso si è dimostrato un ottimo prodotto, visto che è finito in Serie A e adesso è ritornato in Serie A e guida una squadra che è l'outsider in questo momento. Chiaro che Trinchera sul campo ha dimostrato di meritare il prolungamento del contratto, e poi se si vuole progettare l'obiettivo è esattamente questo, come diceva bene Gagliardi, quello di chiudere la partita prima possibile. Quindi sono del parere che lo ha meritato il rinnovo, bisogna vedere qual è l'idea del presidente. Chiaro che poi si è in due, perché non pensiamo che Trinchera stia con le mani in mano, lui non lo dice, ma magari qualche offerta ce l'ha pure lui, certo, oppure qualche situazione si sta creando. È sempre un direttore sportivo che negli ultimi 3 anni ha vinto 3 volte, perché ha vinto un campionato, si è salvato e ha fatto una rimonta da Guinness dei primati. Quindi insomma il messaggio lo mandiamo anche noi. È uno quotato, certo, sì, perché poi con pochi soldi e con una società seria alle spalle, perché il Cosenza non è che spendere poco vuol dire non essere seri, attenzione. Chiudiamo questo quadro della Serie B parlando, inizio questa volta da Pierluigi Pulice, della Reggina, perché è una Reggina che l'abbiamo vista un po' in difficoltà, adesso c'è un esame probante, magari un esame proprio probante appunto per mister Toscano. Secondo te qual è la situazione? Come, scusami? Parlavamo proprio dell'esame Reggina, sì. Reggina diciamo quasi forse all'ultima spiaggia per mister Toscano, che ha incappato in 4 sconfitte consecutive, adesso c'è una partita importante, vedremo cosa accadrà, cosa ne pensi? Sicuramente i risultati non arrivano, nonostante ci sia stata una campagna acquisti importante sullo stretto. Certo, sentire che un allenatore come Toscano è in discussione fa specie, certo, però è normale che se nel calcio i risultati non arrivano poi bisognerà necessariamente cambiare prima o poi.
Silvio, come la pensi tu? Lo so che insomma, i primi a pagare sono sempre gli allenatori, però insomma, va data il Presidente questa settimana ha mandato in ritiro la squadra, insomma, ha vietato di parlare, solo oggi ha parlato mister Toscano, una partita importante perché sa come di ultima spiaggia, anche se il Presidente nella scorsa settimana si è preso le responsabilità, dice forse ho esaltato troppo io il gruppo. Sì, però è un presidente pure che poi rilancia, no? Promuove tempestilli direttori generali, quindi pensa al futuro. Toscano, diceva bene prima Pulice, l'avvocato, fa specie, insomma, no? Perché comunque l'allenatore che comunque ha mietuto anche successi, è un peccato vederlo lì in basso alla classifica. Purtroppo è il calcio, cioè la regina ha speso spese importanti e si ritrova in basso alla classifica. Certamente un giocatore importante come Menes che ti fa la differenza quando sta bene, però non è la prima volta, poverino, diciamo così, che si infortuna e quindi gli sta venendo meno in diverse partite. Ora c'è questa partita a spareggio, diciamo così, contro il Brescia, poi la Serie B è lunghissima, però adesso ci potrebbe essere il contraccolpo psicologico che una squadra che già era all'inizio del campionato nelle zone alte della classifica si ritrova invece nelle zone basse e quindi a differenza del Cosenza invece potrebbe subire, no, il patema d'animo di dover vincere a tutti i costi e non è questa la partita proprio idilliaca, il Brescia. Soltanto a pensare a quei tre davanti, Spalek, Ragusa e Torregrossa per esempio, o Aie che non si sa se sarà dalla partita, e comunque un Brescia che anche con punti, mi pare la classifica c'ha 9 punti, quindi 2 in più della Regina. Quindi speriamo insomma che riesca la Regina a superare questo momentaccio per poi riprendere il cammino che si era prefissato quest'estate. Ad Alessandro invece chiedo, è una Regina secondo te troppo Menez dipendente? A parole, perché poi alla fine è una squadra che fa del gioco la sua forza, no? Dell'irruenza, della caratteristica tattica voluta dall'allenatore. Io credo che Toscano meriti fiducia e attesa a quello che sta facendo la Regina, perché poi i numeri non sono dalla parte della Regina, ma la Regina è lì che galleggia nella zona intermedia, bastano 2 vittorie per rimettere le cose a posto. La cosa da definire bene è comprendere qual è l'obiettivo finale di una stagione, di una squadra che è neopromossa, che magari nelle intenzioni vuole davvero stupire, però c'è tutto il tempo per rimediare. Mentre per quanto riguarda il Monza cosa ne pensi? Io ho visto almeno la sintesi per quanto riguarda la sfida con la Regina, mi è sembrata una squadra ben messa in campo che piano piano sta cercando di risalire la classifica e potrebbe secondo te magari contendersi appunto questa vittoria del campionato. Il Monza? Sì. Ma il Monza sicuramente è una squadra che ha fatto un calciomercato sfavillante. Basta citare l'arrivo di Boateng per creare questa grande attesa. Poi la presenza della famiglia Berlusconi alle spalle, la presenza di Galliani, un direttore sportivo emergente e bravo come Filippo Agomeri Antonelli, che tra altre cose è un ex Cosenza, Filippo. È una squadra che è costruita per vincere. Chiaramente in Serie B non è detto che si vinca facendo fuoco e fiamme sul mercato, perché magari lo scorso anno per esempio il Pordenone da outsider è stato lì, il Cittadella è sempre lì, alla fine poi le squadre più quotate vincono. Io credo che ci sia una bella lotta, la squadra più forte secondo me lo sta dimostrando è sicuramente il Lecce, dal punto di vista proprio frontale. Il Lecce scende in campo dopo le prime 2 o 3 partite, si vede che ha un atteggiamento da squadra superiore, ma ce ne sono diverse, c'è il Frosinone, c'è l'Empoli, c'è appunto il Monza, poi un gradino sotto metterei le altre, però c'è la Spal, dimenticavo la Spal, dove il direttore Zamuner ha fatto delle cose straordinarie, è una squadra di grande qualità, di gran classe anche offensiva, ha un portiere che è un nazionale, lo ricordiamo, in porta, c'ha Tomovic, insomma una squadra tosta, una squadra di Serie A,
Lecce e Spal somigliano più all'A che alla B. Alla lunga, secondo me, queste due dovrebbero essere le favorite. Il Monza, nelle intenzioni della proprietà, vuole sbaragliare il campo e sicuramente, a mio avviso, a gennaio farà ancora degli innesti. Parliamo invece adesso di Serie A, abbiamo proprio gli ultimi minuti che li vogliamo dedicare a questo Crotone, inizio da Silvio. Il Crotone secondo te, insomma, sempre ultimo in classifica, non riesce proprio a vincere, a rosicchiare punti, un Crotone che affronterà adesso il Napoli, cioè una partita abbastanza proibitiva. Guarda, se non erro il Napoli non ha mai pareggiato, mi pare. Il Crotone non ha mai vinto. Quindi, insomma, voglio dire, io penso che... Quindi si potrebbe pareggiare, ecco. 1x in questo momento me lo giocherei. Nel senso, poi da Juventino spero che il Napoli, non me ne voglio i napoletani, venga fermato anche se ci sono altri che non il Napoli, vedi Milan, Inter, che quest'anno vanno da Juventino e da Juventina, perché tu, no? Siamo colleghi, giusto? Sì, certo. Non ho mai nascosto la mia fede, ovviamente. Per questo sì. Sì. Noi ci abbiamo pareggiato a Crotone, ma in quel caso da calabresi è stato meglio così. No, adesso tornando seri, deve smuovere questa classifica, ecco perché parlavo del pareggio, no? Perché anche un punto contro un Napoli, che voglio dire, già guardare la formazione e vedere davanti Lozano, Mertens e Insigne, o a centrocampo Fabian Ruiz, Bakayoko e Zielinski, cioè insomma ti viene un po', no? Che facciamo con questi? Eppure no, perché comunque contro la Juve il Crotone se l'è giocata alla grande, quindi col calcio di oggi che è parecchio livellato, specialmente in casa all'uscita, certamente c'è sempre questo handicap del pubblico, perché parliamoci chiaro, non abbiamo la controprova, ma un'uscita strapieno a supportare, a sorreggere, a spingere la squadra non è una cosa da poco, secondo me. Poi magari puoi anche perdere, per carità, col pubblico e vincere senza, però non è nella logica, insomma. Quindi recupera, mi pare, Magayan e Marrone dietro, che non è cosa da poco, e dovrebbe anche essere la partita penale, ancora non si sa, con sempre Molina, Petriccione, leggevo stamattina qualche notizia, le ultime notizie sulle news del Crotone Calcio. E la classifica è ancora lunghissima. Pensiamo alla salvezza miracolo che, così come l'ha fatta Chiuzzi col Cosenza, la fece all'epoca Nicola col Crotone, no? Quindi voglio dire, il campionato è lungo e sono convinto che non è detto ancora nulla. E con queste tue parole, Silvio, io ti saluto, grazie per essere stato con noi. Scusaci ovviamente se nella prima parte, insomma, abbiamo approfittato della presenza di Luca Marelli proprio per parlare dell'argomento, del caso Ba. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a te, saluti a tutti voi e forza sempre per le squadre calabresi. Grazie anche a Pierluigi Pulice per essere stato con noi, anche a te chiedo scusa ovviamente se nella prima parte mi sono trattenuta un po' di più con Luca Marelli. Grazie Pierluigi. Grazie a voi. E grazie ad Alessandro Russo che è con noi. Io vi lascio come al solito a questo siparietto finale di Luca Lepiane e Luigi Rogano di Tutto Cosenza, che hanno intervistato lo scorso anno l'ex giocatore del Cosenza, un siparietto che riguarda appunto questa vigilia dell'Immacolata, sperando di tornare al più presto a intervistare anche loro, i calciatori del Cosenza. Grazie ad Alessandro Russo, grazie a Luca Chito e ad Enzo Leonetti in regia, a Michele Cava per il supporto tecnico. Grazie. Allora scusa, io volevo chiederti una cosa, ma tu all'Immacolata chi fa? Io e Luigi non abbiamo capito. All'Immacolata chi fa? Ma io mi mangio le cotturie, cioè. Ci capisci?